Bruno Loi, suonatore di Launeddas da una vita. Da dove è nata la passione? Guarda, in pratica la passione nasce per caso, perché alla fine io mi sono trovato a Barumini circa negli anni 70, 70, 78, 77, 78, e appunto là ho sentito suonare sentito suonare questo appunto strumento, e poi ho capito che erano le Launeddas e il suonatore era Luigi Lai. Era una festa paesana e io questo strumento in pratica è come se mi fosse entrato dentro, cioè, perché poi alla fine il suonatore di Launeddas è come se vogliamo un sacerdote, un santo, perché poi diventa una vocazione. Una vocazione la porti avanti per tutta la vita. Appunto. Bruno, in sardo venite chiamati i Sonadoris. Da dove arriva questo nome così? Che ha il significato di colui che suona, va bene, ma non vengono chiamati così coloro i quali suonavano la chitarra e via dicendo. I Sonadoris erano i suonatori delle Launeddas. Sì, alla fine sì. Susonadori, cioè nel paese dove appunto veniva chiamato il suonatore, per tutti quanti era Susonadori il maestro, che poi in un periodo insomma non tanto lontano i suonatori venivano chiamati per tutto l'anno, si stipulava un contratto col suonatore, che tra l'altro ci sono anche dei contratti che noi abbiamo trovato nelle curie, e si stipulava questo contratto e il suonatore aveva il compito di suonare per tutto l'anno, per tutte le feste, quindi feste domenicali, feste paesane, battesimi, cresime, insomma lui era là a disposizione del comitato per tutto l'anno, veniva pagato o in soldi, oppure in grano. Bruno, abbiamo scoperto la tua passione, abbiamo visto l'importanza del suonatore. Questo strumento risale ai tempi ancestrali. Sì, allora lo strumento, guarda, nasce. Hanno trovato, ecco, se vogliamo dirlo bene, un bronzetto a Itiri che gli studiosi l'hanno fatto risalire a circa 2 secoli prima di Cristo. Quindi questo bronzetto appunto raffigura questo sacerdote che imbocca 3 canne con le gote gonfie. Cioè, possiamo immaginare che appunto è una suonata di Launeddas. Quindi è arrivato certo sino ai giorni nostri con un po' più di evoluzione, no? Non erano quelle 3 canne slegate. Adesso lo strumento, diciamo che è uno strumento quasi perfetto, perché può suonare anche con tutti gli altri strumenti, cioè non ha appunto paura di confrontarsi con le altre culture e così via. Bisogna esercitarsi sempre, però. Sì, è uno strumento in pratica con il quale tu hai un po' una sorta di amore e odio, così come sì, devi esercitarti, perché se tu appunto lo abbandoni poi dopo lui abbandona te, perché ti manca il fiato, l'esercizio delle dita appunto viene meno e di conseguenza non rende. Un consiglio per chi vuole imparare a suonare le Launeddas? Beh, guarda, diciamo che quest'ultimo decennio si sono avvicinati molti ragazzi, molti giovani, anche perché le istituzioni sono state un pochino sensibili, perché appunto ci hanno permesso di fare dei corsi anche all'interno delle scuole, quindi scuole elementari, medie e anche superiori. Però io dico questo, certo, se un ragazzo vuole appunto avvicinarsi allo strumento è giusto che si avvicini e cerchi un maestro. Noi abbiamo un'associazione qua che si chiama Nodas Antiga a San Gavino, nella quale appunto teniamo i corsi Launeddas per tutti, quindi tutti si possono avvicinare allo strumento.